così, vai. Ma che stai pensando? Vai, bastardo. Ah, niente, perché? Sì. Hai qualche problema? Oh, bastardo. No, perché? Beh, parliamo un po', no? Di che? Non lo so. Proponi un argomento. Vai. Dove sei? Bastardo. Ci hai pensato? Senti, ma tu ci hai mai pensato a fare un figlio? Perché? Vabbè, non ti agitare. Era così per parlare. Alla fine non abbiamo mai affrontato l'argomento. Non lo so, mi trovi un po' spiazzato. Vabbè, ci hai pensato? Cioè, sì, ci ho pensato. Solo che... non lo so. I miei genitori alla mia età avevano già 2 bambini che andavano alle elementari. E se penso a loro, li vedo molto più adulti di me. Cioè, alla fine fare un figlio costa, non è che uno si può così... Sì, è vero, però io ci ho pensato. E alla fine non è che costa poi così tanto. La fai troppo semplice, secondo me. No. È che secondo me a volte si buttano un sacco di soldi incazzati. Dici che io spendo un sacco di soldi in cazzate? No, non parlavo di te. Dicevo così in generale. Che poi alla fine uno li dovrà pur fare i sacrifici, no? Ah, ecco la novità della serata. Tu vuoi fare un bambino, ma io non guadagno abbastanza. Quindi non lo possiamo fare, quindi è colpa mia. Oddio, stavo parlando così, in generale, non di te. Stai facendo tutto da solo. Eh sì, ma vuoi che mi dimentico di fare l'attore? Che mi trovo un lavoro in un cazzo di fast food, così facciamo un bambino? Senti, Valerio, gioca. Ma cosa credi? Che io non lo vorrei un figlio? Continua a giocare, Valerio, va. No, rispondimi. Se adesso non avessimo problemi di soldi, di spese, di bollette, di cazzate, lo faresti un bambino adesso? Senti, Valerio, non lo so, ok? Mi hai fatto venire l'ansia e a me di parlare così non mi va. Perciò vado a dormire, ok? Buonanotte.